Non piove da troppo tempo e la montagna veneta è estremamente esposta a rischio di incendi. Il vento di questi ultimi giorni rischia di peggiorare le cose e ora anche la regione emette un'allerta sulla situazione in Veneto. Viste le contingenti condizioni meteoclimatiche e vegetazionali, infatti, è stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. A darne notizia è Giampaolo Bottacin, assessore veneto all'ambiente e alla protezione civile, in un momento molto delicato per le aree boschive della regione. È di queste ore la notizia dei primi roghi che potrebbero addirittura avere origine dolosa e c'è il timore di un'escalation che, date le particolari circostanze, rischierebbe di avere conseguenze gravissime per il territorio montano. L'assessore Bottacin fa sapere che fino alla comunicazione di revoca dello stato di grave pericolosità sono vietate tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate o arborate. Il meteo per ora non sembra voler fare la sua parte per ridurre il rischio di incendi. Per le prime piogge bisognerà aspettare infatti almeno una settimana.